Il giudice di pace viene pagato dal comune o dalla città metropolitana, vengono pagati anche degli avvocati, difensori, sempre in servizio, come è oggi la procura per capirci, ovviamente sotto legge della magistratura questo. Noi prendiamo le persone, io penso a quei reati che sono di grande pericolo pubblico, anche se minimo, le persone che riescono a defecare davanti alla porta di casa di una persona e che magari aggrediscono lo stesso occupante di casa, le persone che si comportano male, quelli che offendono le persone, l'ubrichezza molesta, tutta una serie, i vandali che si comportano in certo modo, vengono presi, portati in cella. In città metropolitana noi le abbiamo fatte 7 in smart control room, magari un giorno andiamo a vederle, ve le faccio vedere, e le usiamo spesso anche prestandole ai carabinieri, polizia. Teniamo lì la persona e lo portiamo mezz'ora dopo, appena il giudice è libero, sopra, al piano sopra, e si fa un processo reale dove si sentono i testimoni, c'è l'avvocato difensore d'ufficio se lui non ne ha già uno, e lì si commina una pena, chiaramente se è innocente niente, ma se no da 1 a 10 giorni di cella. Per cui se invece il ragazzo è minorenne, la persona è minorenne, si chiamano i genitori, non va a processo, si chiamano i genitori che però lo vengono a prendere in cella, che si rendano conto di quello che sta succedendo, penso alle baby gang, queste cose qua. Lo teniamo, viene condannato un ubriaco che ha rotto le scatole in giro, viene condannato a una notte di cella, gli paghiamo la pizza, il giorno dopo va via con 500 euro di cauzione. Non serve scrivere niente nel certificato penale, magari gli facciamo vincere il bonus quando arriva a 10 arresti, allora magari qualcuno si impegna a capire meglio queste persone. Secondo me qualcuno si rende conto che sta roba non paga. Quando si tocca il diritto penale si cammina sul ghiaccio sottile. Molto più importante sarebbe rivedere, come è stato detto anche oggi, una depenalizzazione che declassi al rango di illeciti amministrativi quelli che sono i reati bagatellari. Però anche qui ogni volta che noi cerchiamo di individuare dei reati che possono essere depenalizzati, da una parte o dall'altra si alzano delle voci che non si deve toccare nulla.